condannare ingiustamente. Oppure, il caso inverso, il padre di un giovane pastore che è stato ucciso. In un primo tempo si affida alla giustizia dello Stato, denunzia il colpevole, ma il colpevole viene assolto e allora il padre del giovane ucciso e non vendicato dalla giustizia ufficiale si vendica lui. Si fa lui latitante per vendicare il figlio ucciso e non vendicato dalla giustizia dello Stato. Capito? Passa già una ventina d'anni, insomma. Mio amore mi sta tirando. Il professore mi hanno fatto non più roba da operare. No, li impuntavano un uboe. Un uboe? Da vestire. Sì. Si aveva tirato in mezzo, noi due uomini brutti che stavamo all'arco. E poi per minorelle, ecco, non l'ho visto mai che sia una, ma però noi erano grandi uomini di arte. E andavano sempre tutti onto, si andavamo da avvicinarle, gai, ma le taglie mancate. E andavano a voi, giusto. Ma di visto e di statura non l'ho visto mai, nemmeno la parlerò. Io urava adesso, uravano, vanno i proprietari, spreludare a sa povera, certa famiglia povera, li ludava. Isso si impunia a denaro, no, tu e te ne tanto interesse. E noi stavamo la povera e morendo da sagana, che li sapeva e li dava a questo povero. Io vado in 96 anni, su che per un anno e me è sempre questa montagna, il Baaglio, è comunale sempre. Non so se Carpiosa, Pruso, poi sulla binazione utilizzatura. Donne meravigliose, veramente meravigliose, animate da uno spirito di sacrificio straordinario. Donne che dopo aver visto il corpo senza più vita del fratello, dello sposo, del fidanzato,